Ciao a tutti amici di Matto Scacco, bentrovati. Siamo già in semifinale, si tratta della FIDE World Cup. Sono rimasti 4 giocatori in questo torneo eliminazione diretta che ha visto protagonisti, ha visto scendere in campo i giocatori più forti al mondo, tra cui colui che commenterò quest'oggi, Magnus Carlsen, ex campione mondiale ma attualmente il giocatore con l'elo più alto al mondo, e contro di lui si trova un outsider, un giocatore non molto quotato. Si tratta comunque di un fortissimo grande maestro con 2630 punti che durante il suo cammino è stato la sorpresa del torneo perché è riuscito a fare fuori e è riuscito a eliminare diversi giocatori molto più forti di lui. Si tratta del grande maestro Azero Nijat Abasov che con il nero affronta appunto Magnus Carlsen. Nell'altra semifinale Caruana sta affrontando in questo momento il giovanissimo indiano Praggnanandhaa. Vediamo un po' che cosa è successo ai 4 per il campione norvegese che affronta la siciliana del suo avversario. C'è da dire che la differenza elo tra i due giocatori è di 200 punti, il che vorrebbe dire che il bianco è nettamente più forte, però sappiamo che a questi livelli una minima sfumatura, un piccolo errore che si può commettere durante il corso della partita potrebbe voler dire perdere la partita stessa. Cavallo F3, cavallo C6 è una mossa che spesso Carlsen gioca in questa posizione alfiere B5, dunque siamo ancora in piena preparazione. Ci sono dei precedenti, Caruana contro Carlsen, troverete tante varianti della siciliana con alfiere B5 che prende il nome di attacco Rossolimo, quindi variante Rossolimo dove il nero decide di giocare con pedone E6. Chiaramente anche in precedenti video pubblicati qui su Matto Scacco mi viene in mente una partita che ho pubblicai forse l'anno scorso del grande maestro Santos, e mosse come donna C7 che vogliono evitare la doppiatura sono mosse rischiose. In quel video, andando un po' a memoria, credo che il nero abbia giocato proprio donna C7. In questa posizione qual è l'idea di alfiere B5? In tanti dicono ok, cercate di mantenere gli alfieri in gioco il più possibile, eppure in questa variante della siciliana il bianco vuole dare il proprio alfiere per rovinare la struttura pedonale del suo avversario. Infatti dopo E6 Magnus non si tira indietro, è coerente con quello che voleva fare prima ed effettivamente cattura in C6. L'apertura prosegue con presa del pedone B che si sposta verso il centro, e adesso è da capire cosa voglia fare il nero con questa struttura, perché il più delle volte il nero cerca di spingere in D5, ma quando spingerà in D5 deve sempre fare attenzione a questi due pedoni. Si tratta del pedone che è rimasto in C6 con il pedone in C5, che in assenza del pedone D che sostiene questo gruppetto di pedoni doppiati, vorrebbe dire che questi pedoni sono senz'altro delle debolezze. Quindi, piccola informazione, finché abbiamo due pedoni doppiati ma accanto a loro abbiamo un pedone, non è un problema. Se quel pedone sparisce, quei due pedoni doppiati sono senz'altro una debolezza. La partita continua, B3, D6 e 5, primo colpo di scena. Ok, in questa posizione ci sono tante mosse possibili, tanti approcci, però se Carlsen gioca questa mossa già fa intuire le sue intenzioni. Bene, siamo il bianco, siamo il giocatore con l'elo più forte, più alto al mondo, siamo un ex campione mondiale e vogliamo cercare di mettere sotto pressione l'avversario sin dall'inizio. Infatti dopo questa mossa si cerca di provocare una forza naturale D5 per poi giocare, così come vi dicevo, contro questi pedoni doppiati. Ci sono tanti modi per giocare contro, senz'altro il bianco prima o poi li blocca e poi cercherà di prendere di mira il pedone in C5, perché la casa C5 è una casa controllabile per vari percorsi. Ad esempio un alfiere che si sposta in A3 prenderà di mira il punto C5, così come un cavallo che va in C3 potrebbe saltare in A4 sempre per prendere di mira il punto C5. Ok, tanti colori all'interno della scacchiera, però per chi magari ha dimestichezza o comunque per chi conosce l'apertura nimzondiana, il processo logico, le idee del bianco sono esattamente le stesse: giocare contro il pedone doppiato attraverso l'attacco tramite il cavallo e tramite l'alfiere. La partita dunque, dopo i 5, inizia già a prendere un risvolto molto particolare, perché quel pedone il nero lo accetta. Il bianco gioca a D3, il parziale dice abbiamo un pedone in meno, però il bianco è contento, ha creato proprio quella debolezza di cui parlavo prima. Questa debolezza chiaramente è un problema a parità di materiale, quindi vediamo se effettivamente il bianco riesce a recuperare
il proprio pedone. Il nero non è d'accordo e nonostante abbia fatto un'altra mossa consecutiva di pedone, rafforza tutto quanto. Quindi è vero che abbiamo un pedone in meno da bianco, però guardate, il centro sembra abbastanza solido e abbastanza sotto controllo. Cavallo D2 sulla scacchiera, cavallo H6. Qual è l'idea? Il cavallo probabilmente si vuole dirigere verso la casa D4. Immaginiamo che questo cavallo nero arrivi proprio qui in D4, il bianco lo cambia e a quel punto il nero è stracontento perché prende con il pedone C verso il centro, raggruppa tutti i pedoni, l'isola pedonale diventa abbastanza forte con un pedone fortissimo in D4 che mai più nessuno potrà rimuovere. Quindi dopo cavallo D2 e cavallo H6, Carlsen sorprende tutti. Questa partita la stavo vedendo in diretta e vedevo anche i commenti della chat. Dopo torre G1 in tanti hanno commentato che mossa creativa, che fantastica idea, guardate quanto è spontaneo Carlsen. Se fosse una partita su internet vi dico, ok, qualcuno potrebbe pensare, beh, voleva arroccare, purtroppo ha spostato la torre in G1 e il mouse non gli ha permesso di tornare indietro. Ma essendo una partita dal vivo, questa qui è una mossa veramente profonda. E solitamente la torre si posiziona in G1 semplicemente per andare in avanti. Cercare di andare in avanti sostenendo un pedone G che più va avanti, più crea scompiglio, cerca di indebolire la struttura pedonale avversaria e chiaramente cerca anche di mettere sotto pressione, poverino lui, questo cavallo che lì in H6 è rimasto attualmente in una posizione un po' scomoda. La partita prosegue, alfiere a 6 e anche questa è una mossa che mi colpisce parecchio perché questo alfiere si sviluppa, però si sviluppa su una diagonale praticamente chiusa. Come vedete è abbastanza chiuso questa diagonale, il pedone C2 sostiene D3 e finché D3 non siamo in grado di rimuoverlo, chiaramente questo alfiere non giocherà. Alfiere a 6 mi ha sorpreso non meno che torre G1, però torre G1 mi ha sorpreso sicuramente di più. G4, logica, seppur strana perché il re di Carlsen è ancora al centro della scacchiera, sembra che il giocatore più forte al mondo possa permettersi di andare un po' fuori i principi degli scacchi, magari un nuovo tipo di gioco, una nuova logica scacchistica. Quindi io posso giocare con il re al centro, spostare la torre sulla corona G, spingere il pedone G e secondo la mia teoria magari non accade nulla. Eppure ovviamente è un po' come quando si osservano non so, i grandi campioni di qualsiasi sport. A volte emulare uno sportivo di alto livello può essere controproducente perché magari non abbiamo le conoscenze e le capacità. Cavallo F7 sulla scacchiera cerca di arginare l'avanzata del pedone G. Donna E2, alfiere 7, alfiere B2. Il parziale dice sempre occhio, il nero ha un pedone in più, anche se tutti i pezzi bianchi stanno convergendo sul pedone E5. La partita prosegue, pedone C4 e questa sì che mi sorprende, però vi dico che è una mossa che riesco a spiegarvi. Il giocatore che è in vantaggio di materiale spesso restituisce per liberarsi, per cercare di avere iniziativa, quindi in questo caso il nero, se il nero è in difficoltà, potrebbe anche dare il pedone C. Ovviamente non posso prendere di cavallo perché sono inchiodato. Una mossa come donna 5 rallenta l'arrocco lungo, altrimenti perderò la difesa del mio forte pedone A2. E quando spingerò in C4, oltre ad aprire la diagonale al mio alfiere di case nere, magari do un ruolo un po' più attivo a quest'altro alfiere. La partita prosegue, C4, ti blocco la debolezza. Pedone G5, quanto è strana questa mossa, soprattutto perché il nero ha mosso tanti pedoni. Il bianco non si tira indietro e questo è un dettaglio veramente bello perché ricordate quando volete aprire una colonna, prima di aprire la colonna cercate di mettere dietro le torri ed effettivamente dopo H4 arriva H6 e prima di giocare una spontanea pedone per G5 semplicemente torre H1. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Prima di aprire la colonna assicuratevi di averne il controllo. Arrocco lungo per il nero, arrocco lungo per il bianco e questa è una mossa che si giustifica con il calcolo perché in caso di cattura, che cosa mai potrebbe accadere? La mossa migliore è sicuramente questa, che minaccia di intrappolare la donna e quindi quando questa donna si sposterà, come vedete, è una continua caccia all'occupazione della colonna A. In questa caccia all'occupazione della colonna A, ciò che si ottiene magari è qualcosa del genere.
io ti metto sotto pressione il pedone 7, tu lo difendi in questo modo. Chiaramente vedete che questo è un alfiere che è diventato in realtà un pedone un po' più grande, non ha alcun ruolo lungo la diagonale ed è tappato da due pedoni che sicuramente non verranno rimossi per un bel po'. Da parte del bianco, il bianco potrebbe continuare. Come vedete c'è un percorso particolare con questo cavallo, chissà alfiere C3 e alfiere A5 potrebbe essere un altro piano, così come il tentativo di apertura della colonna B. Ok, il bianco sta giocando in modo impegnativo perché vorrebbe dire aver dato un secondo pedone, però è tutto molto difficile per il nero. In partita il nero non si fa, diciamo, ingolosire da questo pedone e allora torna indietro per raggruppare i propri pezzi, raggruppare le proprie forze. Pedone per H4, cavallo cattura, torre G8, F4. L'apertura della posizione è qualcosa che il bianco cerca di fare perché la sua struttura pedonale è migliore e quindi in caso di recupero del pedone, cosa che avviene con questa sequenza scacco, ti allontano, dopodiché ti mangio l'alfiere, quindi recuperato il pedone, il bianco ha un gioco migliore. Il gioco del bianco è veramente creativo e come vi dicevo, vedevo questa partita in diretta con i commenti della chat un po' da tutto il mondo, magari 3000 persone che ognuno di loro scrive un messaggio, è veramente difficile e improbabile seguire la chat, però spiccano sempre dei commenti. Il gioco creativo di Carlsen ha creato tanta curiosità perché, come vedete, anche spostare la torre difensore del proprio pedone è qualcosa di creativo. È come Carlsen che dice, ok, adesso vediamo chi calcola meglio, vediamo chi è più forte e poi vedremo chi ha avuto ragione. Torre 1 è logica perché voglio entrare in E7, che vorrebbe dire catturare il cavallo. È anche vero che quando lui cattura qui e io ti gioco torre 7, e il nero può rientrare con questa mossa. Cosa accade in questo caso? Probabilmente arriva all'altra torre minacciando la cattura in F7. Le mosse in questa posizione non sono poi molte per il nero che nonostante abbia 5 pedoni contro 4, quindi il solito pedone in più, come vedete ha dei pedoni che sono assolutamente deboli. Quindi si gioca per l'attività. Torre 1, torre D6, donna per F4, torre per G4 cercando di alleggerire la posizione. Carlsen è riuscito nel suo intento? Probabilmente sì, perché come vedete quella struttura pedonale che avevo descritto qualche minuto fa è rimasta superstite all'interno della scacchiera. Dopodiché siamo in presenza di una debolezza lì in H6 e quindi dopo torre E6, donna D2. Perché non ha catturato in E5 adesso che c'è la possibilità? E semplicemente perché tatticamente potrebbe intervenire questa donna in F4, scacco a re, tu ti dovrai spostare e a quel punto hai perso il contatto con il cavallo che era già in precedenza attaccato dalla torre. Torniamo indietro, quindi torre D6, donna per F4, torre per G4, donna E3, difendo attacco, donna D2 mantenendo la diagonale e quello che vuole cercare di fare Carlsen è semplificare perché dopo qualche semplificazione, infatti vedremo che tra poco ci riesce, ciò che si ottiene è una posizione dove al nero sono rimaste le debolezze, struttura pedonale pessima. In questa posizione donna F7 è la mossa giocata, chiaramente la torre è abbastanza forte perché inchioda l'alfiere e quindi al bianco non resta altro che spostarla. E qualcuno avrà già notato, o meglio, questi punti interrogativi, questo pallino rosso che indica errore, dubbio, e chiaramente spicca parecchio. Qual è la motivazione? La sequenza è semplicemente giustificata da un'analisi profonda del software che propone donna F1. Cosa accade? Donna F1 vuole che quando questa torre ad esempio si sposti, se dovesse andare qui, semplicemente attraverso degli scacchi intermedi, quindi se non erro, se torre per H6 e attraverso qualche scacco intermedio, qui da analizzare magari un torre per E5, oppure semplicemente ti cambio per poi giocare lo scacco intermedio di cui parlavo che catturerà l'alfiere. E allora, se non posso mangiare H6, non posso spostare la donna per lo stesso motivo, quindi questo è un problema, non mi resta che fuggire con i re. Ma come vi dicevo, la sequenza vincente che propone il software è molto creativa, che è torre G6 con l'idea di entrare da questo lato. Il re potrebbe tuttavia fuggire.
ma anche qui il computer propone mosse creative, perché prima ti attacco la donna che si sposterà e a quel punto, dopo questa mossa, purtroppo il bianco non riesce più a salvarsi. L'ingresso della donna in A5 è così forte che è anche imparabile, quindi a questo punto Carlsen avrebbe perso. Ma è molto difficile vedere quella linea dal punto di vista umano, e magari su un donna F1 immagino che Carlsen pensasse: ok, rientro con l'alfiere, non è un problema, chiaramente non subito per via dello scacco, però anche questa via di fuga con il proprio re è molto difficile da confutare, quindi Carlsen, per provare a vincere, sta correndo dei rischi. La partita quindi è continuata così: dopo donna H2, torre G6, alfiere F4, dopodiché torre F6. È il momento di riorganizzare le truppe, ed effettivamente l'alfiere in E3 contro la C5 minaccia, o meglio difende l'ingresso in F2, e qui sembra tutto molto difficile. La partita continua, donna G6 tatticamente attacca il pedone qui, cerca di mantenere un contatto con la torre, e dopo re C3 comunque sia si gioca per la cattura in D3. A questo punto guardate che bella questa sequenza. In questa posizione Carlsen gioca alfiere per A7. Guardate che bella, perché su alfiere per A7 si minaccia il matto. In caso di cattura potrebbe semplicemente subentrare la donna, e quando lui si sposta questo re sembra abbastanza intrappolato. Chissà, anche una più creativa re B4 oppure una C5 sembra di aver creato già una trappola vincente. Molto difficile difendersi in questa posizione, e infatti dopo alfiere G4, alfiere per A7, il nero non accetta, gioca scacco intermedio, re B4, e questo re guerriero che si avvicina al suo pari minaccia una rete di matto. Effettivamente dopo torre 5 arriva D4, la torre inchiodata, la sposti, entro con la donna, ti darò matto. La donna si sposta e dopo C5 arriva l'abbandono. Questa torre continua a essere inchiodata, irremovibile, e tutti i pezzi del nero sono sotto attacco. Arriva dunque la prima sconfitta per Abasov in questo torneo, che è torneone per lui, ma purtroppo non ha potuto far nulla contro un creativo campione del mondo. Rivediamo la partita: E4 C5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, apertura rossolimo. E6 sulla scacchiera, cambio in C6, ti rovino la struttura pedonale per poi giocare questa posizione. La partita continua, quindi cavallo H6, torre G1, la mossa che stupisce un po' il pubblico, stupisce un po' tutti i commentatori, e probabilmente anche Abasov stesso è rimasto stupefatto. L'idea creativa di Carlsen, che con questa vittoria probabilmente si assicura il passaggio alla finale, è quella di bloccare tutto quanto così come avete visto. Si spingono i pedoni, l'arco lungo all'interno della partita, cavallo E4, dopodiché, recuperato il pedone, il bianco gioca per entrare in un finale favorevole. La partita continua così. Questi due pedoni, ricordate che quando li affrontate cercate di mantenerli il più possibile per il vostro avversario. Arrivano dunque le prime semplificazioni con l'eliminazione delle torri, la torre che va in H5, donna H2, donna F1 avrebbe portato in vantaggio il nero, eppure non è stata considerata o vista. Chiaramente c'è una pressione incredibile, siamo a fine torneo, e quindi la pressione di doversi difendere dall'inizio alla fine ha giocato un brutto scherzo per il grande maestro con il nero. La partita continua, adesso già risolta, perché dopo D4 si minaccia l'ingresso in B8, e quando questa donna si sposta C5 copre tutto quanto. Non ci sono più scacchi per il nero, la torre resta inchiodata, c'è una minaccia di matto in B8, e con questa alfiere sotto attacco, purtroppo per il giocatore dell'Azerbaijan non resta altro che abbandonare. Partita molto creativa, notevole. L'invito è sempre quello di seguire Matto Scacco, cliccate e commentate. Appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!